è il primo di 100. Wow! Il primo di 100 è quindi tante mattonelle per costruire un Insieme grattacielo del Made in Sicily. Ci ha dato tanta pressione Complimenti. con questo, comunque, visto che Complimenti. questa qui la cosa, la fondazione, diciamo, siamo molto onorati. Allora, C'è una Sicilia fatta di volti, fatta di imprenditori, fatta di lavoratori che nel mondo hanno portato da tanti anni alto il nome e la dignità di questa bellissima isola. E noi vogliamo dare un riconoscimento a questo grande lavoro che continua e che oggi ha portato la Sicilia, il Made in Sicily, alto nel mondo. Vogliamo dare un oggetto, un'opera d'arte unica che è stata disegnata da Elisabetta Castagnetta di Ceramicando. La mattonella sarà un piccolo pezzo di un grande grattacielo del Made in Sicily. Saranno 100 pezzi unici rappresentati da questa mattonella con questa immagine opera d'arte, che sarà un modo per riconoscere a te e dirti grazie per il grande lavoro che hai portato avanti da tanti anni. La Sicilia può essere una nazione forte, un luogo del quale essere orgogliosi. L'idea è quella di costruire un grattacielo, che è un po' il simbolo dello stare assieme, uniti. Abbiamo deciso di farlo partire da New York e dalla famiglia Drago, proprio perché tu hai detto la Sicilia nel cuore, l'abbiamo tutti quanti noi la Sicilia nel cuore. E allora Davide, che i grattacieli si costruiscono con Tante cose. Questo è il simbolo ed è il primo simbolo, ma preferisco spiegarlo subito dopo che lo apri, lo devi aprire ora in diretta. È il simbolo che noi vogliamo consegnare alla famiglia Drago, perché ci unisce di sicuro la passione, e voi ne avete messe tante, avete tanto da vendere, e devo dire che poi è anche un invito a mettere la passione. il simbolo di Io Compro Siciliano è stato realizzato da una ceramista Palermitana. ci ha messo il cuore. A questa ceramista abbiamo chiesto di realizzare 100 di questi oggetti. È Wow. È il primo di 100. wow! Il primo di 100 è quindi tante mattonelle per costruire un Insieme un grattacielo grattacielo. del Made in Sicily. Per me la Sicilia è un luogo meraviglioso, quindi tutte le persone che fanno qualcosa per la Sicilia io sento di dover dire grazie dal profondo del cuore.